Buonasera e benvenuti anche voi a casa. E questa sera vogliamo invocare lo Spirito del Signore affinché possa guidare le nostre vite, la nostra serata, questo culto. Quindi vi invito ad alzarvi, voi che siete qui, e cantiamo. Che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua è solo con te. Sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua Santo Spirito, vieni su. Che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua è solo con te. Sento l'amore che
prossimo canto dice: chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande? Chi scuote il mondo, tutto il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante? È solo Lui, il nostro Re. E continuiamo col dire che Lui è un buon Padre, Lui ci sostiene. Nella notte è sussurrato al mio cuore, nel senso che quando meno ce l'aspettiamo il nemico ci attacca, un demone ci attacca, ma il Signore è lì per ricordarci: io sono qui con te, sono qui per sostenerti, sono qui per rinnovare le tue forze, non sei da solo. Io so di mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, mi hai detto che ti do gioia e che sei sempre con me. Tu sei un buon Padre, tu sei
cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te e conosci tutto già prima di me. Parliamo con te, Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via per noi. Perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via per noi. Amore innegabile che scuote tutto in me, pace inspiegabile che io mai capirò. Tu mi chiami a conoscere a fondo il tuo amore profondo, il tuo amore profondo, amore, Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Possiamo chiudere i nostri occhi e iniziare con una preghiera al nostro studio. Signore, ti ringrazio per tutte le possibilità che ci hai dato questa settimana per onorarti, Padre. Ti ringrazio perché nonostante tutto sei sempre al nostro fianco, Padre. Ti ringrazio perché anche oggi, come la scorsa volta, siamo qui, Padre, per lodarti e possiamo imparare di più su di te, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova? A posto. Buonasera a tutti. E bene, voglio iniziare la predicazione di oggi con una preghiera, quindi vi inviterei di nuovo a chiudere gli occhi. Signore, io ti ringrazio per questo momento, per questa giornata, per questo studio. Ti prego, Padre, che tu possa aprire i nostri cuori, le nostre menti affinché tu ci possa parlare attraverso questo brano biblico. Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. E l'ultima canzone che ha cantato la Lode, io ci ho pensato molto mentre preparavo questo studio e pensavo, Buon Padre sarebbe perfetta per questo studio, si incastrerebbe proprio perfettamente. Lo Spirito Santo ha fatto il suo tipico trick e quindi Buon Padre è stata cantata. E come vedete dal passaggio dietro di me, oggi si parla di un brano di Matteo, capitolo 18, i primi 6 versetti, in cui Dio, Gesù, ci comanda di essere come bambini.
ci dice siate come bambini in questo brano. E tutti noi siamo stati bambini. Qui nelle prime file vedo alcuni particolarmente giovani della nostra chiesa e quindi voi vi ricordate molto bene, sì, anche tu, contiamo anche voi due, ma soprattutto appena dietro, quindi voi sapete molto bene che cosa significa essere bambini. Per gli altri come noi è una memoria un po' più antica, per alcuni là dietro è una memoria particolarmente antica, senza insultare nessuno. E quindi sì, porterò certi esempi durante la riflessione che ci riportano a quando eravamo bambini. E quindi in questo brano noi possiamo leggere che Gesù dà un messaggio molto molto forte e dice: se non diventate come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Da questo messaggio di Gesù noi capiamo che la conversione ci rende e ci deve rendere dei bambini nei confronti di Dio. Ma io vi faccio subito una domanda: che cos'è un bambino? Domanda difficile a bruciapelo. Allora, i bambini sono delle creaturine meravigliose, parlo da monitore, anche se a volte sanno essere complicati. Scusate bambini, a volte siete complicati, anche noi lo siamo, ma oggi parliamo di voi. E quindi, come dicevo, tutti noi siamo stati bambini e tutti noi ci ricordiamo com'è essere bambini e tutti noi siamo stati dei bambini complicati. Vero, gente un po' più grande? Come siete stati con i vostri genitori? Bravissimi, quindi noi che siamo stati dei bambini eccezionali, spiegheremo a voi, però sì, noi non pensiamo più a tante cose di come essere bambini. Per esempio, se stasera io ho fame, finita questa riflessione, io prendo e vado a mangiare. Se ho sete, bevo. Se ho qualunque altro bisogno fisico o qualcosa di questo genere, prendo e vado a soddisfare il mio bisogno. Ma da bambini eravamo in grado di soddisfare questi bisogni? No, da appena nati si poteva fare una sola cosa. Samuel, che sei il medico, che cosa fa un bambino quando ha bisogno? Perfetto, il bambino piange, si guarda attorno, ho fame, non so come mi sento, non so come soddisfarmi, quindi piango, la mamma arriva. E quindi arrivano i genitori e il bisogno del bambino viene soddisfatto. E Dio ci dice che dobbiamo essere come bambini. E Lui intende anche questo. Noi dobbiamo essere dipendenti da Dio. E questo è un messaggio molto difficile per una persona quando diventa adulta. Perché noi la vediamo diversamente. Io, per primo, che vi parlo, io voglio avere il controllo della mia vita, voglio che tutte le cose vadano come io dico, io voglio avere bocca su tutte le decisioni che mi riguardano, e il mio lavoro, la mia casa, cosa faccio, con chi esco, io voglio decidere tutte queste cose, non voglio che qualcun altro le decida per me. Ma Dio non vede le cose come le vediamo noi, come le vedo io in questo caso. Dio vuole che noi impariamo ad ascoltarlo, a seguire la sua volontà, anche se noi vorremmo qualcosa di diverso. Lui vuole anche che noi impariamo a vederlo nelle circostanze più terribili, quelle senza alcuna speranza. Quando le nostre forze non sono sufficienti, sono le situazioni in cui noi capiamo meglio questo versetto, che siamo dei bambini. Quando abbiamo una situazione che abbiamo cercato di risolvere con tutte le nostre forze umane e abbiamo fallito, noi ci rendiamo conto che siamo tale e quale il bambino nella culla, che può fare solo una cosa: piangere a suo papà o alla sua mamma. E in questo caso Dio vuole da noi questo genere di dipendenza, vuole che noi riconosciamo che noi dipendiamo da Lui come Suoi figli. E c'è un brano di Proverbi che ho scelto per rappresentare bene come questa idea venga da Dio. Ma questa non è l'unica attitudine che i bambini ci possono insegnare. Vi ricordate il vecchio classico? Non correre che ti fai male. Certo, tutte le mamme, tutti i papà ci hanno detto non correre che ti fai male. Certo mamma, non corro, mamma si gira, che cosa faccio? Io volo, corro più che posso. Dopodiché, come va avanti la storia, lo sappiamo tutti, io, il bambinetto di 5-6 anni, corro a velocità spedita, sono il topino, quello veloce della Warner Bros., non mi ricordo il nome, Speedy Gonzales, ecco.
A un certo punto inciampo, perché sono scordinato, volo per terra. E che cosa fa? Chiedo di nuovo al dottore. Che cosa fa un bambino quando sbatte il naso per terra? Dovrebbe far nuovo e star zitto. Piange, bravo Samuel, risposta esatta. E quindi la reazione di nostra mamma tendenzialmente è arrivare là, ma io te l'avevo detto che non dovevi correre, però si mette là e ci cura, fammi vedere cosa ti sei fatto, ti pulisce dal sangue, dallo sporco. E questo è la stessa identica cosa che fa Dio. Dio ci dice non fare questa cosa, altrimenti ti rompi il naso. E noi diciamo certo Signore, non farò questa cosa. Il Signore si gira e noi la stiamo già facendo. E dopodiché, quando noi ci siamo rotti il naso, da chi andiamo a piangere? Dal Signore. È lineare, siamo coerenti, su questo non si può dire nulla, siamo coerenti. Con la differenza che i nostri genitori sono comunque esseri umani, anche loro possono stufarsi, possono arrabbiarsi, spazientirsi, dire basta, te l'ho detto 1000 volte, non ce la faccio più, sei incorreggibile. Dio non si stufa mai. Ogni volta che sbagliamo, ogni volta che noi cadiamo e ci rompiamo il naso, anche se il Signore ci aveva detto di non correre, noi possiamo tornare da Dio e Lui c'è per noi. Lui ci perdona, Lui ci guarisce e Lui è sempre disponibile. E mi è venuto in mente un brano di Salmi in cui Dio esprime questa idea, che Lui è il nostro soccorso. Quindi noi dipendiamo dal nostro papà e il nostro papà è sempre presente per noi. Ma c'è un altro atteggiamento del rapporto tra figlio e padre che io voglio sottolineare, che noi dobbiamo prendere e fare nostro: la fiducia. Per i bambini, specie quelli piccoli, i genitori sono dei supereroi, sono bravissimi, sono infallibili, hanno sempre ragione, fanno sempre la cosa giusta. E tante volte nella nostra infanzia, nella mia, nella tua, abbiamo fatto o non fatto qualcosa solo perché papà e mamma hanno detto così. Aspetta buono qua su questa sedia che io arrivo. E poi il papà andava e tu stavi sulla sedia e lo aspettavi. Magari andava a prendere il latte e non tornava mai più. Tu eri su quella sedia ad aspettarlo. E in questo senso noi dobbiamo essere proprio come i bambini. Quando Dio ci dice qualcosa, noi dobbiamo avere la fiducia incrollabile che Dio sa quello che dice e farà quello che dice. Usando le parole di Gesù che troviamo in Giovanni 14,1, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, dice Cristo. E quindi ci ricorda che noi dobbiamo avere fiducia. Quindi dipendenza, affidamento e fiducia. Queste sono 3 delle tante attitudini che l'immagine del bambino ci insegna. Poi se pensate a come funziona il rapporto tra il bambino e il papà, potete tirare fuori tantissime altre lezioni, tante altre cose che il Signore ci può insegnare per questo brano. Ma a me ha suggerito queste. E quindi io ti voglio dire che qualunque sia stato il rapporto con i tuoi genitori, che può essere una cosa personale, può essere andata bene, può essere andata male nella vita, comunque sia il tuo rapporto con Dio, che anche quello può essere facile o difficoltoso. Mi si sono bloccati gli appunti, dicevo, e comunque dobbiamo ricordarci che Dio è per noi un padre, c'è sempre per noi e noi dobbiamo immaginare questo tipo di rapporto perché è il rapporto che effettivamente c'è tra noi e Dio. È severo, è giudice, è re, Dio è tutte queste cose, quindi ha una sua autorità, non è super flessibile che fa andare bene ogni cosa sempre. Adesso abbiamo la grazia, per fortuna, perché ce l'ha data Lui, però sì, Lui è severo e tutto, ma è anche nostro Padre. Ci vuole bene, ci ama e vuole che noi camminiamo assieme a Lui. Preghiamo? Signore, io ti voglio ringraziare perché tu sei nostro Padre. Ti voglio ringraziare perché come un papà tu sei sempre accanto a noi, Signore, tu ci consoli, tu ci guidi, tu, Signore, ci insegni come vivere, ci sei sempre accanto, ci consoli quando stiamo male, e possiamo sempre contare su di te, Signore, sul tuo appoggio, sul tuo amore. E io ti prego, Signore, che noi possiamo imparare a essere come bambini, ad avere una fiducia incrollabile in te, a usarti come modello, Signore,
a seguirti come un bambino farebbe con il suo padre. Ti prego, Signore, che questa lezione possa entrare nei cuori di tutti noi e mettere radici profonde. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Bene, saluto chi ci ha seguito da casa e gli altri si possono dividere nei propri gruppi.